Questa è una tragedia vera e propria e purtroppo non possiamo fare nulla se non constatare che la vita dà e la vita toglie. È molto scosso il sindaco di Roana Luigi Martello, che conosce bene la famiglia di Jacopo Apolloni, il ragazzo di 18 anni morto in un incidente stradale a Cittadella a causa di un malore che lo avrebbe colto mentre era in sella alla sua moto assieme a un'amica. La piccola comunità del paese dell'Altopiano, dove il ragazzo viveva con i genitori Davide Apolloni e Nicoletta Manfrin, entrambi insegnanti, non si dà pace. So per certo che è un ragazzo molto prudente e giudizioso, non è per mezzo la causa del decesso, ma sembra ci sia stato un malore dovuto a un aneurisma mentre guidava e quindi questa è l'aggravante. Queste cose qua fanno male ovunque e a chiunque. Nelle piccole comunità hanno un risalto sicuramente amplificato e questa nostra comunità si stringe attorno alla famiglia Polloni perché di fatto è una tragedia a tutti gli effetti e ne siamo tutti parte integrante di questo dolore. Un dolore enorme abbiamo sentito per la scomparsa del ragazzo. Non si esclude che il corpo possa essere sottoposto all'esame autoptico per capire le esatte cause del decesso di Jacopo, il cui funerale potrebbe essere fissato già per il fine settimana. Lui, con la passione enorme per i motori, tanto che nel garage di casa aveva allestito da zero la sua officina dove trascorreva il tempo tra bulloni, moto, rondelle, lavori che aveva documentato accanto alle imprese su una mini moto nei fuoripista tra i boschi dell'Altopiano, un giovane intraprendente, pieno di inventive e voglia di divertirsi con gli amici, e di lui resteranno i suoi video, esplosioni di adrenalina e gioia di vivere. Grazie per la visione e ci vediamo in un prossimo video. Vi invito ad iscrivervi, a lasciare un like, a commentare